Allora, non fai la A e non fai la E. Adesso in tu caffè gli altri bucai. Gli altri bucai in tu caffè la I, la O, che per essere un po' più larga e un po' più stretta, e il fuma poi la U. E poi per ultimo il fuma su, che l'italiano per esempio alla NEN, che è la E. Ecco, allora adesso torniamo alla lavagna. I possiamo trovare marcà parei. Parei e parei. Scrivo una parola senza l'accento, no? Mi dico accento, ma dico co-accent, accento accent, le due maniere di l'accento italiano in piemontese. Allora, se mi scrivo prima da manca due teie l'accento insieme alla I. Ma se scrivo, per esempio, sindic, la I è due accentela, perché per regola le parole piemontesi che finiscono per consonante, l'accento l'accent casca insieme all'ultima sillaba, essendo che sì, l'accent casca insieme alla prima sillaba, e allora la I va accentata, se no mi deseria sindic. Allora la O possiamo trovare la marca parei. E parei adesso, la O adesso molto ben stretta. A Turin, si può a Turin in pratica come l'italiano U. Ma fuori a Turin, per esempio, se tu mangi il versleise oppure in le langue, questa O sarà le meno sarà. Allora a Turin insomma Piemonte, e scriviamo con la O, ma se deve avere 6, non deve in le langue, ma conta il bielese, Piemonte, non è proprio una U, ecco, una O sarà, ma non è una U. Possiamo trovare marca parei e la O possiamo trovare come marca parei. Un esempio. Se noi diciamo per esempio, ecco, l'italiano mattone, allora per corrispondente a piemontese, mon. Poi lo dite, Piemonte. Ne scrivo la man questa M, avete pazienza, Piemonte che poi è, come diceva, mentre a Torino diciamo Piemonte, se andiamo fuori a Torino possiamo dire che Piemonte, insomma, è quasi un po' come la O agli italiani quando pronunciano Roma, no? Roma, ecco, non Roma, ma Roma. O larga. Allora, col, per dire il collo, no? Il col, allora vedete, col. Ma la O poi pur te, questo accento accent, sì, la us. In pochi casi, è sempre per rappresentare l'eccezione. Per esempio, scriviamo rondula, che è l'italiano rondine, ma se noi lo scriviamo parei senza accentare la prima O, noi, essendo che la regola generale, il piemontese è molto ben rispettoso della regola generale, dice che le parole che finiscono per consonante sono per regola piane e quindi il tu casca la penultima sillaba, allora se in piemontese la rondola e la scrivo parei e sono portato a pronunciare rondola. Allora, per essere sicuro di pronunciare la rondola, o fare la pronuncia rondola, e marco l'accent insieme alla O. Fu un altro esempio. Prima per esempio youtuber. Vedete che queste O sono sarà, ecco, sono endoverte. E pesco scriverlo parei, ma se volesse precise, e sento che per regola le parole che finiscono per consonante, l'accento casca insieme all'ultima sillaba, la sillaba tonica è l'ultima,
mi se lo scrivo parei sarebbe portare l'ese youtuber. Per l'ese youtuber, voilà, che butto l'accent insieme alla seconda O, youtuber. Non ho parlato la O stretta, la O larga, la O accentata, la O non accentata. Adesso passiamo alla U, Ecco. Questa in italiano, in latino, con altre lingue, insomma, si pronuncia U. In piemontese si pronuncia sempre U. Si pronuncia sempre U. Come le si la U per essere accentata e non accentata. Per esempio, se noi scrivo una parola che se scrivo con le stesse in italiano, con tutte le pronunce un po' differenti, perché in italiano scriviamo uva e pronunciamo uva, in piemontese e pronunciamo uva. Poi lo vedremo, no? Ma questa, a parte questa U alle U, ma con questa V a sennen, ecco, uva. E se per esempio l'U, scriviamo la V finale, ma la pronuncia è una U prolungata, ecco, no? L'U. Ma quando è che troviamo l'accent? Beh, intanto l'accent, sì, ma lui lo trova se al tunga casca insieme all'ultima sillaba e se la parola finisce per U, insomma, no? Ecco. Ma, ecco, se mi scrivo ultim, se mi lo scrivessi a parei senza accentare la U, e sarebbe portato all'ese ultime, secondo la regola generale che non ha già detto che le parole che finiscono per consonante, il tunga casca insieme all'ultima sillaba. Allora, per far capire che alle ultime accentuiamo la U. Dunque, tanti eventi tra parentesi, vedo Arcurdena, che non è ancora parlando, insomma, ma penso che da tutto che non mi dita si capisce. Anche le parole piemontesi, l'accento è sempre tonico, e quindi se l'accento insieme alla parola è un sul, a differenza del francese che l'accento non ha un valore per trovare 2, 3, eccetera, accent o accento insieme alla parola. Quindi è sempre tonic, quindi è per essere un sul, ecco. No? Quindi su sì, sarò la parentesi perché era una cosa fondamentale, ecco. E poi vi dico un'altra roba, che scrivendo in piemontese, gli accenti non è che sbutto tutto due una vorrei abitare, sbutto due le necessari per far capire come si pronuncia la parola, insomma, ecco. Quindi se un accento non è necessario, smarca non. Smarca max se rappresenta o il suon al tono, alla vocale della parola insieme all'ultima sillaba, no, che finisce per vocale, oppure se come nel caso d'ultime, mi sarebbe portato all'ese, in base alla regola generale, ultime non ultima, insomma. Quindi rappresenta un po' sempre un'eccezione l'accent insieme alle parole piemontesi. Ecco, adesso resta ancora da parlare di un suon che in italiano è non. Dunque non mi ha detto che fino adesso non mi ha parlato due suoni vocali che in italiano è su non. U, no? Ma prima ancora l'avevo parlato ultime, fiutta, eccetera, eccetera. Hai ancora un suono vocali che in italiano è non. In piemontese, in francese e magari in altre lingue. E a lei, al suono E, che si rappresenta come in francese, no? Questo suono sì e questo suono sì, U e E, i trovi non manca in francese, ma in altre, per esempio in Almania, ma sono rappresentati in maniera differente. Noi rappresentiamo come rappresenta il francese. E, come un esempio, B, F, eccetera, eccetera. Quindi agne tante queste parole sì con il suono E. Ancora, essendo che in latino diceva ripetita juvent, torniamo al discorso delle vocaie. Torniamo al discorso delle vocaie per sottolineare ancora una vera
che a differenza dall'italiano, il piemontese ha son vocali che l'italiano non ha, insomma. L'ho già detto prima, questi son vocali sono la E, la E e la U. La E, la E e la U. Non sempre qui che apprendo il piemontese arrivo subito, insomma, a pronunciare bene questi son vocali. In particolare per la U hay persone che hanno grosse difficoltà, ecco. Però mi vedo a ricordare sì, che giusto chi che abbia conoscenza del piemontese, lo parla, insomma, ecco, è più portato ad apprendere lingue straniere che hanno questi suoni, che hanno in italiano, insomma, quindi su sia in particolare, quindi insomma che la conoscenza, la studi, la pratica del piemontese sono tutte robe propedeutiche per apprendere da altre lingue, quindi insomma che apprendere la lingua piemontese è una ciao per dormire la porta da altre lingue straniere, parei dal francese, parei dall'almano, insomma, quindi mi voglio ancora ricordare a Roma, lo mi ha detto la U, la U noi la scriviamo come il francese. A forse gli almani hanno ancora il suon U, ma lo rappresento pareil. Gli almani, ma il piemontese non è una lingua almana, è una lingua neolatina. Quindi è logico che per rappresentare la U, serve questo segno U con la dieresi insieme, ma serve la U come che fanno i francesi, U. Il suon come il francese. Gli almani, il suon lo rappresento pareil o puramente pareil. Ma noi siamo una lingua neolatina e quindi per rappresentare il suon fuma come il francese, scriviamo il francese e U, e non pareil. E non pareil. Alla fine il suon che è un po' come il suon del francese, tipo le père, no, è quella E lì. Vedete la differenza fra E e E? Ecco, questa è E e questa è E, è differente. E questa E con la diesi la trova molto ben sovente in piemontese, molto ben sovente. Tutti i diminutivi, insomma, ecco, ma tanti verbi, prima per esempio ferté, il verbo ferté, ferté. Mia amica Gribaud a Manderia scrive bernif, bernif, la via da smelciare l'accent insieme alla E, quindi ferté. Bernif, bernif, allora, buttiamo la B maiuscola, Bernif, ma chi è Bernif? È il diao, Bernif, che si può dire secondo altre maniere il diao, ma Bernif, pareil, Bernif. Fino adesso non mi ha parlato dei vocai, non mi ha portato tanti esempi, non mi ha parlato dei vocai. La volta che vengo, parlerò alle consonanti e poi le parlo del discorso. Ma per adesso vi salutevo e dico buondì.